All'inizio non capivo, ogni notte mi dicevo, datti tempo che col tempo poi farà il suo ritorno. Ma un minuto era già un giorno, ed un giorno troppi mesi. E tu dov'eri? Tu che non c'eri. Quante volte io ti ho odiato, tu che avevi barattato tutto il bello che avevamo con il niente che è arrivato. E pensavo fosse meglio non averti mai incontrato. E non capivo, io non capivo che anche il sole del mattino può salire fino al punto dove inizia il suo declino e si spegne in un tramonto, ma il tramonto si fa notte e la notte è un'altra aurora. Prima o poi tutto finisce, prima o poi rinasce ancora. Io li sento i miei amici, sono tutti incattiviti con l'amore che li ha illusi, in una notte li ha traditi, ma non hanno conosciuto tutto il bello che io ho avuto. Ed ho capito, ora ho capito che anche il sole del mattino può salire fino al punto dove inizia il suo declino e si spegne in un tramonto. Sono stato molto amato ed anch'io amato tanto. Cosa importa se ho pagato? E se ancora sto pagando. Magico. Buonasera a tutti. Ciao Franco. Rieccoci qui. Questa magica avventura. Sì, devo dire che questa idea, guarda, questa ferma immagine, devo dire che il mio amico è venuto un po'. Si è commosso? Sì, si poteva fermare, esatto. Dovete sapere, lui si chiama Mauro Vero ed è il mio amico compagno di banco dalla prima media. Che meraviglia. Siamo rimasti amici grazie alla musica da sempre e ogni tappa importante che ho fatto nella mia vita ho sempre avuto il piacere di invitarlo, perché comunque sai, oggi i ragazzi si fanno molto condizionare dagli amici e io sono contento che in qualche modo mi condizionò lui, perché è un grande musicista. Lui ha preferito rimanere nella zona della Liguria. Io sono nato e cresciuto ad Alassio, però in tutte le cose importanti devo dire, ma non solo perché è un mio amico, ma perché è un grande musicista. E questa canzone, non so se avete fatto caso, mentre la cantavo lui seguiva il labiale, cantava con te. Una delle canzoni che e poi devo dire, volevo ringraziare anche tutti i musicisti che hanno partecipato a quel concerto, che è stato, come hai detto tu, di presentazione. Mario Natale, che ha curato, diciamo, l'organico. Poi nell'occasione di questo brano c'erano gli Archimia e poi Francesco Corvino alla batteria, Carmelo Isgro al basso, fiore di musicisti, Salomone alla chitarra insieme a lui, e poi Carmelo Isgro. Quindi tutti insomma, dei fetenti. Sono alcuni dei musicisti i migliori che ci sono in Italia, che hanno fatto. Sì, e poi devo dire che l'arrangiamento strepitoso è di Stefano Barzan, che ho conosciuto proprio grazie a questo lavoro, e che proprio insieme a lui stiamo facendo un altro progetto, ma magari poi te ne parlo in un'altra puntata. Dai. Vabbè, tanto l'hai accennato oramai. Dai, svegliati. Sai cosa faccio insieme a Stefano Barzan? Cosa fai? Curo il disco
del prossimo Zecchino d'Oro. Ma io no, guarda, ti svelo un segreto. Prima con Gianni Trudi, dietro le quinte, dicevo, ma lo sai che Franco collabora molto con lo Zecchino d'Oro? Sì, ma magari questa è una cosa che se vuole toccare la tocca lui. Catali Cammello, un grande successo mondiale, uno dei ma hai anche vinto, se non erro, qualche Zecchino l'hai vinto, no? Abbiamo vinto, diciamo così, insieme. Dico abbiamo perché non è che erano tutte canzoni scritte da me soltanto, no, certo. Però diciamo che nel mio albo d'oro dello Zecchino ho 6 Zecchini d'oro e 12 d'argento. Dai, bellissimo. Che non vuol dire 12 d'argento perché sono arrivate seconde, perché una volta era un po' diverso il regolamento, c'erano le canzoni italiane e vinceva la canzone italiana con lo Zecchino d'argento, poi la canzone straniera vinceva lo Zecchino d'argento e poi le prime tre di ogni categoria gareggiavano e delle volte con la stessa canzone vinto d'argento ed oro. 44 gatti non c'entri niente. No, purtroppo era una domanda, piccolo. era una domanda. Comunque sei peggio di Cristina D'Avena, Sai che con Cristina io ho scritto, lei ha cantato quasi 93 sigle, perché uno l'ha cantata insieme a Giorgio 93? Vanni. E io lì che ho imparato a fare bene le canzoni grazie a Valeri Manera, ma magari adesso che mi dite così in una delle prossime puntate vi preparerò una sorpresina. Magari, sarebbe carinissimo. Che fa parte. In questo disco c'è appunto Piccoli problemi di cuore, che è una delle canzoni che ho scritto per Cristina D'Avena, e poi in una versione, devo dire, meravigliosa, qua arrangiata da Marco Guarnerio, e poi Goccia dopo Goccia, che è la prima canzone che ho scritto per Rosina. La tua prima incisione invece si chiama dunque diciamo che Un'isola alle Hawaii. Esatto, Un'isola alle Hawaii. Mi ricordo vaga però. Io mi ricordo dov'è? C'è Umberto Napolitano. Umberto, sì, era da questo, l'ho visto in giro adesso. Sì, c'è, adesso è andato a prendere un attimo un caffè. Comunque, quell'anno eravamo insieme a Umberto Napolitano che cantava Mille volte ti amo e siamo capitati nella stessa sera. E quella sera devo dire che è stata una sera storica, perché era, per intenderci, l'anno in cui vinse quell'anno Alice, però nei giovani, proprio nella nostra serata, c'erano niente proprio di meno che Edoardo De Crescenzo con Ancora, Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente, Luca Barbarossa, e poi c'era una meravigliosa Orietta Berti con un brano di Lauzi e Caruso che cantava La barca non va più. La barca non va più perché finché la barca va. Il risvolto di finché la barca va. Allora, fortissimissimo Franco Fasano, doppio album, ed assolutamente da comprare questo disco. Si trova sul mio sito, che lo ricordo, è www.francofasano.it, perché nei negozi è sempre difficile, perché poi non c'è più spazio per i dischi veri, insomma. Però si può trovare anche nei digital store online, però se uno vuole proprio ormai il mondo è cambiato, gli arriva, ma l'importante è che non cambiamo noi. Noi non cambieremo mai, lo sai. Io so che si trovano pure in profumeria. No, sai perché? Perché hanno questa forma che noi conosciamo tutti, quadrata. Quando tu apri, da una parte c'è il CD, dall'altra c'è la cipria per... Ma dai, io volevo ringraziare, a proposito, mi hai dato mi hai fatto ricordare che questo logo è un'idea di Luciano Tallarini, che è uno dei grafici di riferimento, insomma, della storia della musica, e quando ho raccontato che volevo appunto festeggiare in qualche modo i miei 30 anni di carriera, lui mi ha proposto, perché fortissimissimo non vuol dire soltanto Franco Fasano e poi il titolo, ma nella musica scritta fortissimissimo è proprio quando il maestro vuole che tutti i musicisti diano il massimo di quello in quel che momento. possono. Si scrive proprio è proprio un termine che si scrive sulla musica. Salutiamo e ringraziamo anche Mario Limongelli dell'Anarchitud. Certo, che mi ha dato una grande mano in questa cosa. E poi ecco, mi piace sottolineare questo. C'è una canzone che, mentre tutte le altre sono state realizzate in studio, in tanti studi in Italia, a seconda delle esigenze dei 13 arrangiatori, ce n'è una in particolare che l'ha scelta Marco Fallagiani, che non è stato uno di quegli arrangiatori che ha collaborato con me in passato, però siccome c'è un brano inedito di cui vi racconterò, avrebbe dovuto cantarlo Mia Martini e l'avrebbe dovuto proprio arrangiare Marco Fallagiani. Io per anni questa canzone ho deciso di tenerla nel cassetto, perché è successo quello che è successo,
Però è stato proprio Marco e la signora Gianna Bigazzi, molto amica di me, a dirmi: ma tu devi inserire questo brano. Allora io in punta di voce ho deciso di proporlo, e magari in una delle prossime puntate. Assolutamente sì. Magari. Mentre invece oggi vi ho portato una cosa un po' fuori dalla norma, perché Mi manchi, che è una canzone che presentò le ali a Fausto, Sanremo, sì, dell'88, 88, sì. ripresa poi nel 2003 da Bocelli, Sì. con un arrangiamento, devo dire, meraviglioso di David Foster. E io qui ho voluto farla ritornare un po' a casa, sempre grazie a Marco Falagiani, ma con una stesura che proprio era quella che io e Quella Berluccioni originale. avevamo scritto. Anche qui ci sono delle parole che non furono inserite nella versione Nella sanremese. versione, sì. Però la cosa bella è che ogni volta che io canto questa canzone assume sempre un sapore particolare e un'emozione particolare, perché la vera storia di questa canzone, che io conosco, non è soltanto dedicata a una storia che magari in quel momento è finita, certo, ma racconta anche di un amore molto importante legato da un fratello a un altro fratello, e quindi che purtroppo non c'è più. E quindi io ogni volta che per esempio canto questa canzone penso sempre Al momento in cui tu l'hai al pensata, momento l'hai sì, ma scritta. penso sempre anche a mio padre, che purtroppo Ah, non c'è più beh. da qualche anno, forse Certo, tutto l'ho conosce. conosciuto, certo. E quindi Sì. mi piace questa sera farvela ascoltare, ma non solo su una base audio, ma ho portato proprio il momento in cui abbiamo registrato in presa diretta al Teatro Verdi di Firenze con l'Orchestra Regionale Toscana questo arrangiamento, che qui lo vedete diretto da Filippo Martelli, ma in realtà l'ha scritto proprio Marco Falagiani. Bene, Guarda, Benissimo. mi manchi. Ci Quando manchi. il sole dà la mano all'orizzonte. mamma mia. Franco, il palco è tuo e noi ti ascoltiamo con tanta gioia. Grazie. Bacetto. Franco Fasano. Franco Fasano, Mi manchi. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente e la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente. Sei quel nodo in gola che non scende giù. Mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi della tua presenza, sono dipendente
e ora tutto non significa più niente. Proprio adesso che potevo darti un po' di più. Ma tu mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Sei come il vento quando piove, che può soffiare l'acqua dove vuole, salvando i miei pensieri dalle sabbie mobili. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra storia, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, la sveglia fredda delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi, se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Mi manchi. Fantastico, fantastico. Grande, sei grande Franco, sei grande. Bellissima questa ripresa delle frasi che non erano state inserite poi nella versione dei cantanti, che poi l'hanno portata al successo. Bellissima, è veramente una cosa molto Le canzoni toccante. delle volte hanno una stesura, poi a seconda di dove poi devono venire proposte, Certo. un po' ritoccate. Ritoccate, esatto. Quando torni? Presto, Presto. promesso. Noi ti Giuro in giuro. aspettiamo, noi siamo qua. e Noi ti siamo aspettiamo. qua, tu sai che tanto siamo qua tutta l'estate, 1000 voci, poi dopo in replica andremo tutto l'inverno. Siamo qua ad attenderti. Sono molto contento di essere qui. E ti do un baciotto. Ciao. Franco Ciao, Franco. Fasano. Ciao. Ciao, ciao. Micro. Sì, grazie.